Il suo segreto per arrivare così in forma a 94 anni? Niente, il lavoro, la gioia di lavorare, la gioia di insegnare, di navigare, di pilotare. E si figuri che io provavo tanto piacere a pilotare le navi che quando uscivo salutavo il comandante e mi dimenticavo persino di prendere la bolletta del compenso. Così l'inossidabile Falco, il capitano Ferruccio Falconi, è arrivato con una forma invidiabile a tagliare il traguardo dei 94 anni. L'uomo di 3 medaglie d'oro, inventore di un museo e autore di 32.000 pilotaggi in laguna, è stato festeggiato nella sua amata creatura. La soddisfazione più bella è quando sono stato, per dire, designato unitamente a Marcello Schlosser a pilotare il primo approdo della nave atomica Savannah a Venezia, perché c'era pericolo di leakage, hanno fermato tutto il traffico, persino dei vaporetti, e noi siamo entrati. Era nel 1966 e c'era stata l'alluvione. La mia gioia, il mio futuro è quello di insegnare la manualità qui, perché qui vede c'è la forgia. Qui noi fino a qualche mese fa accendevamo il fuoco col carbone, si arroventava il ferro e i ragazzi imparavano la manualità. La chiacchierata si conclude con un curioso aneddoto. Dica al dottor Bacialli che io ricordo ancora, insieme a tanti giudechini, quando lui, pur essendo direttore del Gazzettino, trovava il tempo di venire da noi nella mensa operaia dei cantieri navali della Giudecca a suonare pianoforte, chitarra, Bacialli, e cantava anche e creava l'ambiente, la gioia, e tutto era finalizzato a risensibilizzare i veneziani verso il mare, la passione del mare.